En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Oh, yeah. A vacilar, sí. Oh, yeah. A vacilar, sí. A vacilar, sí. Saor. Come hai fatto a riuscire a catturare una così? È stato un colpo di fulmine. Colpo di fulmine? Sì. A lei? Aspetta! Giravoce che te la intendi con la cuoca? Dove è andato il mio maialino? Mi è coltello di papà! È arrivata l'ingiunzione di pagamento, cioè ci fottiamo i mobili tuoi. 15. 15 anni? Ma può stare? Sì, come no, come no. Sicuro? Sicuro. Ma qua... No, nessun guaio. Così mo dici? È in arretrato sul mutuo di 90.000 euro. Siamo alla voce, per favore. Anche sottovoce, sempre 90.000 euro sono. Paglia, fravaglia, fattura che non guaglia, corna, bicorna, fattura che non dorme. 10. Lei si è fissato con quegli stupidi numeri. 10, 20, 30, 40. 50 e 60. 20. Al Superenalotto gioco sempre questi 6 numeri. Quando si parla di vincita si pensa sempre ai soldi, ma quale potrebbe essere un'altra bella vincita invece? La domanda più difficile. Beh, questa è una cosa difficile. Io ho detto, se vincessi quei soldi saprei cosa fare. E allora mi piacerebbe comprarmi un teatro. Che? La vita non si cambia così. Se vinco al Superenalotto ti faccio vedere come migliora la vita mia. 30. Perché l'avvocato della tua ex moglie non le paghi gli alimenti? Con quelle che le passe potrebbe aprire un alimentari. 40. Io voglio arrivare vergine per la persona giusta. Ce la fai sicuro? Bella idea questa. Ci vivrei dentro. Ci farei il ristorante, le camere per gli attori e farei la stessa commedia per tutta la vita, cambiando ogni anno gli attori tutti giovani. Farei lo spettacolo sempre lo stesso tutti gli anni, andando anche in giro con altre cose. Però un teatro, quindi mi piacerebbe vincere un teatro. 50. Ma tu immagina quanto è difficile sognare uno come te? Mi stacco quello lì. 60. Quando mi avvio 120 milioni. Questo film si chiama Baciato dalla fortuna, ma quanti sacrifici nella vita per poi essere baciato dalla fortuna? Sì, guarda, senza sacrifici non si va da nessuna parte. Scherziamo, ridiamo, ma purtroppo o fai i sacrifici o non arrivi da nessuna parte. Sì, ci può essere un colpo di fortuna, ma poi lo devi mantenere. Insomma, la vita è fatta per essere faticosa anche, non può essere solo comoda. Beh, se no sarebbe noiosa poi. No, a me mi piacesse solo comoda, però a quanto pare bisogna fare forse i sacrifici. Perché la vincita di Gaetano è un segno del cielo che mi ripaga di tanta sofferenza. Vuole una carta? No, sto bene così, non vorrei sballare. Sto pensando alla ricevuta. Ma dove l'hai messa? No, perché noi qui rischiamo di perdere tutti i nostri soldi, E io il marito? Poi perso la testa per questa storia della vincita. Sei invidioso. Non ha vinto Gaetano, va bene? Una domanda anche al regista. Ma sì, come... Ma tu, ma fai televisione? Sì. Una domanda anche al regista. Ma c'è sempre una morale nei film. C'è anche in questo film una bella morale? Beh, la morale è che i soldi facili non sono mai così positivi. Poi non possiamo svelare neanche di più perché stasera c'è la prima, quindi è meglio. Anche questa è la malizia, esatto. Oh, ma è vero che non hai giocato? Io devo scoprire chi ha giocato la mia sestina vincente. Ehi, Gaetano, Nicola! Ti conosco, caro. Sono Osvaldo! Deve essere un fan. E allora fanculo! Salutiamo i nostri amici di Fiesta TV. Ciao Fiesta TV. Ciao Fiesta TV, voglio una figlia come te. La ricchezza, la rapa tutta e forza.